Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua fuori perché voglio proprio salutare la primavera in arrivo e lo voglio fare guardando e osservando i colori che la primavera porta con sé, quindi guardando le pratoline che ci sono su questo tappeto verde o osservando questa bellissima forsythia che è un po' il mio orgoglio, così come pure altri cespugli del mio giardino, in quanto sono cespugli che erano già preesistenti all'agriturismo, in quanto appartenevano al giardino della famiglia di Alberto, e sono piante che io nel tempo ho recuperato con la mia piccola esperienza di potatura, con le nozioni acquisite via via tra le pagine delle riviste specializzate o con le indicazioni dei nostri genitori agricoltori. Però i colori che sono fonte di ispirazione entreranno anche nelle nostre preparazioni, nei nostri piatti di questo periodo. Infatti sono piatti che avranno alla base le uova provenienti dagli animali del nostro allevamento familiare. Infatti il bianco e il giallo si potranno trovare nelle insalate che preparo in questo momento come antipasti vegetariani o potranno essere la base della nostra pasta, che possa essere o la pasta ripiena o le fettuccine condite con il sugo di anitra. Sempre alla base delle nostre preparazioni c'è l'utilizzo delle uova anche per quello che riguarda i dolci realizzati in casa da noi. Se siete curiosi di assaggiare questi piatti, vi invito a prenotare il vostro tavolo e lo potrete fare tra le pagine social dove noi siamo presenti o riferendovi cercando i contatti tra le pagine del nostro sito. Vi aspetto e buona primavera a tutti. Ciao!